sana in corpore sano, dicevano i latini, e proprio a questo motto si sono ispirate anche le giornate dello sport organizzate all'ente di formazione Irigem nell'ambito dell'iniziativa ideata per prima in Italia dalla Regione Veneto. Per 2 giorni gli alunni hanno avuto l'opportunità di conoscere lo sport attraverso una serie di iniziative. Nella sede di Rosaglia, allievi dei corsi per operatore multimediale ed operatore elettronico sono passati dalla visione di alcuni lavori a tema realizzati nei mesi scorsi all'ascolto di alcune preziose testimonianze di chi lo sport lo vive quotidianamente, come Alessandra Crozzolin, tutor di Irigem e per 20 anni nella Serie A di pallavolo. Settimana molto importante per i giovani perché aiuta a capire che oltre comunque la scuola, l'impegno della scuola, devono trovare una loro dimensione anche fuori. Anche tra gli studenti di Irigem vi sono diversi campioni in erba, come Mattia, 4 volte campione italiano di motocross. Ecco cosa pensano lui e i suoi compagni di questa iniziativa. È molto importante per tutti fare un po' di movimento. Ci ha fatto capire che la scuola è molto importante, ma è altrettanto importante avere una passione. Una cosa nuova e quindi è sempre bello sperimentare queste cose. È molto utile soprattutto per avvicinare chi non fa sport allo sport. Vuoi dire che magari dall'anno prossimo? Sì, potrei iniziare anch'io. Oggi gli allievi di Irigem hanno affrontato una camminata accompagnati dai fanti, confermando lo spirito dell'iniziativa che associa lo sport non solo alla salute ma anche alla gioia e al divertimento. Sport è vita proprio e poi se ci metti la tua vita ancora è una sensazione fantastica. Quando fai il tuo sport esprimi delle emozioni e ti senti felice e realizzata. Io mi diverto ancora adesso perché è la cosa che mi ha fatto iniziare 20 anni fa. E allo sport hanno dedicato 2 giornate anche gli allievi dei corsi per acconciatori ed estetisti che Irigem organizza a Bassano. Per loro 2 giornate dedicate interamente alla salute, con lezioni di Pilates, yoga, Nordic walking e Krav Maga.